Bivaccano per ogni ponte che trovano o scalino, panini portati da casa, dal campeggio se vengono con 10 euro. Tutto risale a monte, se non c'è un controllo, un'educazione prima, questo porta. Dà più vita alla città stessa, perché alla fine le persone vengono a visitare la città. A me mi va bene tutto, basta che siano educati e basta, vanno bene i poveri, i ricchi, mi va bene tutto. Sappiamo benissimo che chi studia non ha denaro da poter spendere in alberghi, in hotel, quindi certo è un turismo da poco. Questo turismo non è tanto speciale, anche perché è povero, tanto povero, e quindi ci dobbiamo accontentare di quello che arrivano qua. Se paghiamo solo noi, anche loro contribuiscono a fare abbastanza immondizie, e se contribuiscono anche loro a pagare le spese non è male.